Non incuria, ma colpa dell'uomo. Quello che da 50 anni riecheggia nelle valli del Vajont è stato ribadito dal ministro dell'ambiente Andrea Orlando. Ciò che da decenni i longaronesi aspettavano è arrivato, le scuse dello Stato. Penso che lo Stato non abbia fatto tutto ciò che doveva e poteva per riparare le sue responsabilità, ha detto il ministro dal palco di Longarone. Il Vajont è una lezione ancora attuale. Si sta facendo molto, ma c'è ancora molto da fare, perché alle tragedie naturali spesso si assommano le conseguenze dell'incuria dell'uomo, della diminuzione della manutenzione, della difficoltà finanziaria e dell'assenza di risorse. In platea i familiari delle vittime, le migliaia di soccorritori che quel 10 ottobre 1963 arrivarono su quella distesa di fango che fino a poche ore prima era Longarone. Le scuse non bastano a lenire il dolore, a cancellare il ricordo, ma devono servire alle nuove generazioni. Sul Vajont il profitto cancellò 1910 vite e interi paesi, distrusse famiglie. In Italia e nel mondo ci sono decine, centinaia di nuovi possibili Vajont, dove gli interessi economici dei privati prevaricano l'interesse pubblico e la tutela dell'ambiente, dove i problemi di liquidità delle aziende riducono le manutenzioni a spese occasionali. Se davvero si vuole costruire un futuro, questo deve partire dalla cura del territorio, dagli interventi sul dissesto idrogeologico, vera piaga del Bellunese, non dalle nuove infrastrutture. Noi abbiamo bisogno, prima che di ancora nuove strade, abbiamo bisogno di mettere in sicurezza il nostro territorio. È assurdo realizzare strade per poi vedere tutto attorno che frana o si allaga. La vera sfida per il nostro territorio è quella di pensare che fiumi, ad esempio come il Piave, che mi preoccupano, possano essere messi definitivamente in sicurezza.